Sono Vianeo da Mestre. Sono stato il primo mestrino a vincere una tappa del Giro d'Italia in cicletta. Sono addestrato per fare il bagno anche senza aspettare le 3 ore dopo il pranzo. Riesco agevolmente a distinguere l'impronta di un bisonte da quella di un serpente. Questo è Super Survivor. Super Survivor. Seguimi, Igor. Sono le 10 del mattino e tra poche ore qui scenderà la notte. Le temperature qui sono ostili, possono scendere di 3 gradi sotto i 23. Devo trovare assolutamente un riparo dove passare la notte. Potrei intrecciare delle vecchie ossa di gnu e farci una tenda, ma qui gli gnu in Veneto sono difficili da trovare. Gnu. Hai ragione, Timothy, potrei usare delle pelli di mammut, ma in questo periodo dell'anno sono difficili da trovare. Dannazione, l'imbrunire sta imbrunendo. Devo assolutamente trovare un riparo per la notte. Ormai la notte è vicina e non so se troverò un riparo in cui passare la notte. Ma per fortuna ho trovato di che cibarmi, una foglia. Signor Vianeo, la stanza 202 è pronta. Le ricordo la cena dalle 19.30 alle 21.30. L'aspettiamo. Avevo intuito che ci sarebbero state delle sorprese per me. D'altronde, come si dice, devo mangiare a foglia. Anche l'avventura può essere comoda. Scopri il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Escursioni incantevoli, laghi, rifugi, ghiacciai e molto altro ancora. Visita dolomitiparco.com.